Buonasera da Sicilia 24, i titoli. La lite e poi gli spari, automobilista ucciso a Val Guarnera mentre era alla guida, l'auto fuori controllo ferisce 2 persone, identificato il killer, fuggito dopo l'agguato. Spaccio allo Sperone davanti alle scuole, la droga veniva venduta a qualunque ora, anche in presenza di bambini, 15 arrestati a Palermo tra i pusher, anche minorenni. Pizzo nella Valle del Dittaino, le estorsioni camuffate da false fatture nel mirino del clan di Enna, imprenditori e negozianti, 7 arresti. Bufera apostolico, solidarietà al magistrato da un gruppo di avvocati etnei. Il ministro Piantedosi respinge le accuse di dossieraggio per i video girati al porto di Catania. Sequestrata a Gela discarica abusiva di 8.000 metri quadrati, scarti cementizi, inerti, plastiche, rifiuti pericolosi venivano anche interrati. Musica e piatti di chef Sellati, il premio Oscar Nicola Piovani tra i protagonisti di una serata per la raccolta fondi contro la fibrosi cistica. Calcio, il Catania pronto a sfidare la Juve Stabia, capolista nel girone C. Il momento della squadra, nelle parole del bomber di Carmine, a corner. Bentrovati. L'agguato in pieno giorno è in centro a Val Guarnera, paese dell'entroterra in provincia di Enna. Assassinato a colpi di arma da fuoco un uomo di 47 anni, ferite anche 2 persone, un venditore ambulante di frutta e verdura e una sua cliente che si trovavano sul luogo del delitto. Dopo gli spari il killer è fuggito, ma gli inquirenti sarebbero già sulle sue tracce. Maglio Viola. È caccia all'uomo che questa mattina in pieno centro a Val Guarnera ha aperto il fuoco contro un'auto in transito nella centrale via Archimede nei pressi dell'ufficio postale, uccidendo Salvatore Roberto Scammacca, un operaio edile di 47 anni. A sparare sarebbe stato Guglielmo Ruisi, 51 anni, poi fuggito. L'uomo viene ricercato ed è indicato come ancora armato. Un omicidio in pieno giorno in una via trafficata che ha causato il panico. L'auto condotta da Scammacca infatti è piombata nei pressi di piazza Aldo Moro sulla moto ape di un venditore ambulante di frutta e verdura, ferendo tanto il commerciante quanto una donna che stava acquistando dall'ambulante. La donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Caltanissetta. Colpito 2 o 3 volte Scammacca, è stato subito soccorso. Il personale del 118 ha tentato di rianimarlo sul posto, ma per lui non c'è stato nulla da fare. In Subuglio, il centro dell'entroterra siciliano, dove da questa mattina l'argomento del giorno erano gli arresti del boss della zona e dei suoi complici da parte del Rosso e dei Carabinieri, al culmine di un'indagine durata 2 anni che ha ricostruito le estorsioni in paese nella Valle del Dittaino. Ora il delitto ha sostituito gli arresti sulla bocca di tutti, ma i 2 fatti, secondo gli investigatori, non sono per nulla collegati. Secondo i carabinieri a cui sono affidate le indagini, vittima e killer si conoscevano e il movente va ricercato infatti di natura privata. Prima del delitto, infatti, fra i 2 ci sarebbe stata una lite, iniziata in un luogo non ancora identificato, continuata al bar e poi finita nel sangue quando Ruisi si sarebbe armato e avrebbe sparato contro Scammacca, che si allontanava in auto. Spaccio H24 nel quartiere Sperone di Palermo. I pusher vendevano droga anche davanti alle scuole, smantellate 3 piazze in cui si vendeva la droga a qualunque ora, anche in presenza di bambini. 15 arresti. Marco Gulla. In questo stesso quartiere, circa una settimana fa, il noto cantante Cesare Cremonini inaugurava un campetto di calcio all'interno della scuola Pertini. A distanza di qualche giorno, lo Sperone di Palermo questa volta finisce nuovamente nelle pagine della cronaca per quelli che sono consueti arresti per spaccio di droga. I pusher lo facevano dovunque, anche davanti le scuole, senza ritegno, in mezzo ai bambini. Azzerate 3 piazze di spaccio nel quartiere popolare palermitano. I carabinieri del comando provinciale hanno eseguito 18 misure cautelari a carico di altrettanti indagati accusati di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 15 sono finiti in carcere, per 3 sono scattati l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Oltre 9.000 le cessioni di droga monitorate dai carabinieri, che hanno segnalato anche più di 150 persone provenienti dal territorio dell'intera provincia alla prefettura quali assuntori di droga. Nelle 3 basi di spaccio si vendeva hashish
hashish, cocaina, crack e marijuana. Il volume d'affari era di circa 5.000 euro al giorno. I pusher, alcuni minorenni, facevano i turni e potevano contare su una rete di vedette che li avvertivano del passaggio delle forze dell'ordine. Oggi, infine, gli arresti. Estorsioni alle imprese della Val di Taino, ma anche ai negozi di Guarniera. Sono 7 gli esponenti della mafia ennese arrestati dai carabinieri del Rosso al culmine di 2 anni di indagine. A guidare la famiglia il boss settantenne appena uscito dal carcere. Sentiamo. Per giustificare l'estorsione c'era anche la falsa fattura, pronta per mettere tutti i bilanci a posto, anche con il fisco, oltre che con i soci. E per chi non aveva problemi di questa natura, le modalità di estorsione erano sempre le stesse: la richiesta di messa a posto, poi l'intervento di un amico per ottenere lo sconto e infine l'accordo. C'era chi pagava in un'unica soluzione ogni anno, chi in rate semestrali, trimestrali o chi pagava mese per mese. Ma in ogni caso, prima ancora che i soldi, si trattava di controllo del territorio, di rapporti diretti con le imprese della Val di Taino o di Val Guarnera Caropepe. Così l'anziano boss Sebastiano Curgone, 71 anni, appena scarcerato dopo una condanna a 4 anni proprio per pizzo, era tornato a capo della famiglia e degli affari estorsivi. Intorno a Curgone c'erano nomi altisonanti per la mafia della Sicilia centrale. Il suo più stretto collaboratore negli affari di Cosa Nostra era Sebastiano Calcagno, figlio di Domenico, ucciso nel 2003 per contrasti interni alle famiglie ennesi, ma anche Cristoforo e Giuseppe Scibona, nipote e cognato dello stesso defunto Calcagno. L'amico buono che si faceva da intermediario era invece Filippo Greco, che almeno in un caso ha fatto il tramite fra le famiglie e un imprenditore di Val Guarnera. Il denaro ottenuto alla fine non serviva soltanto per il sostentamento delle famiglie dei carcerati, ma anche per gli investimenti della cosca. Coinvolto nell'operazione anche Antonio Martorana, gravemente indiziato nelle operazioni di riciclaggio per ripulire il denaro del pizzo. Per Martorana, Greco e Catalano sono scattati gli arresti domiciliari, per gli altri 4 si sono tornate ad aprire le porte del carcere. Continua a tenere banco il caso della giudice Iolanda Apostolico, con lei anche un gruppo di avvocati che lancia una raccolta firme alla quale hanno aderito un centinaio di persone. Il ministro Piantedosi respinge le accuse di dossieraggio nei confronti della magistrata per i video girati 5 anni fa per il caso della nave Diciotti. Sentiamo Luca Ciliberti. E dopo i magistrati anche gli avvocati. A Catania 28 legali sono tra i primi firmatari del documento sulle decisioni adottate dai giudici Iolanda Apostolico e Rosario Cupri, che non hanno convalidato il trattenimento di 6 migranti a Pozzallo disposte dal questore di Ragusa, sottolineando che come avvocati non difendiamo la magistratura in quanto tale, difendiamo la sua funzione nella giurisdizione in quanto anche noi parte di essa. Dunque non accenna a smontarsi il caso, anche perché continuano a spuntare nuovi video in cui si vede la magistrata partecipare attivamente alla manifestazione pro migranti del 2018 al porto di Catania, quando l'allora ministro degli interni Matteo Salvini trattenne per 5 giorni 177 migranti sulla nave Diciotti. L'attuale ministro degli interni Matteo Piantedosi respinge le accuse di dossieraggio, mentre una procura siciliana, Catania o più probabilmente Messina, dovranno far luce sull'origine del primo video che immortala l'Apostolico, video sul quale non ha voluto intervenire il neo procuratore generale di Catania Carmelo Zuccaro, che però ha invitato tutti a non alimentare il clima da caccia alle streghe che si è scatenato contro l'Apostolico. I PM romani dunque trasmetteranno le carte per competenza ai colleghi siciliani. La prossima settimana comincerà al CSM l'esame della richiesta di 13 togati di aprire una pratica a tutela di Apostolico per gli attacchi ricevuti da autorevoli esponenti della maggioranza e del governo dopo il suo provvedimento. Curiosa poi la coincidenza che proprio in queste ore la nave Diciotti della Capitaneria di Porto è approdata nel porto di Catania con quasi 500 migranti a bordo soccorsi in diverse operazioni in mare. Tutti sono stati trasferiti nell'hub di Via Forcile per le pratiche di riconoscimento, perché al di là delle polemiche e delle schermaglie politiche resta il tema delle migrazioni e della responsabilità dell'accoglienza. Il sindaco di Cerda e deputato regionale della Lega Salvatore Geraci si è autosospeso dalla commissione regionale antimafia. La decisione dopo le polemiche scatenate dall'avviso di garanzia ricevuto, poiché secondo la procura avrebbe fatto pressioni sul comandante della polizia municipale del suo comune affinché la processione della Via Crucis cambiasse percorso e passasse sotto la casa del boss del paese.
Silvana Saguto rischia il carcere. Il procuratore generale di Cassazione ha chiesto di confermare la condanna ad oltre 8 anni di carcere per Silvana Saguto, l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, radiata dall'ordine giudiziario in relazione alle accuse di corruzione e concussione. L'incidente in autostrada in cui ha perso la vita un medico quarantenne riporta alla ribalta le condizioni della Palermo-Messina, un dramma annunciato in un'arteria che sconta decenni di incuria e mancanza di manutenzione. Lorena Dolci. Aveva curato tanti feriti di incidenti che adesso gli dedicano posti di gratitudine, ma per lui, Francesco Magnaci, detto Chicco, 43 anni, medico in servizio all'ASP di Trapani, non c'è stato nulla da fare. Un pino gli ha sbarrato la strada mentre viaggiava sulla Palermo-Messina per andare al lavoro. Né il tempo di frenare né di evitare il tronco caduto sulla carreggiata tra Cefalù e Campofelice di Roccella. Direi che le condizioni in cui versano strade, autostrade e ferrovie dell'isola sono un ottimo volano per il turismo e l'economia, scriveva ironicamente il medico qualche mese fa sul suo profilo social, ben consapevole, da pendolare da Sant'Agata di Militello, delle cattive condizioni di una delle autostrade più pericolose d'Italia. Contro l'incuria e la mancanza di manutenzione punta il dito da sempre l'associazione Cittadinanza Attiva. Quando la mattina, alle 6 del mattino, uno si alza per andare a lavorare, entra in autostrada, paga il biglietto e si trova un albero di alto fusto di traverso in autostrada e ci passa sotto morendo, questo è un chiaro omicidio. Chi doveva evitare questo non lo ha fatto e noi lo abbiamo denunciato per oltre 6 anni. A confermare la totale mancanza di controlli la relazione ordinata nel 2021 dal governo dopo il crollo del Ponte Morandi. Per la prima volta l'allora ispettore ministeriale Migliorino, da noi intervistato per Focus, denuncia la pericolosità delle due autostrade. Quello che ho rilevato e che ho messo ovviamente per iscritto è stato che mi ha particolarmente colpito all'epoca la mancanza di ispezioni, la totale assenza di ispezioni che non era stata attuata nel passato. A confermare lo stato di degrado ci sono poi le bufere giudiziarie che travolgono i vertici del CAS, il consorzio autostrade che gestisce la 18 e la 20, 8 inchieste in 10 anni, 22 viadotti sequestrati, fino al sequestro per rischio crollo del viadotto Furiano all'altezza di Caronia. Anche i magistrati parlano di totale inadempienza del consorzio. Questi viadotti sono stati costruiti oltre 20 anni fa, però quello che in questo momento noi ci sentiamo un po' di contestare, almeno dal punto di vista delle indagini, è il mancato monitoraggio e la mancata manutenzione su questi viadotti. Nonostante le accuse, il CAS resta in sella a gestire 1 miliardo di fondi per il piano straordinario di manutenzione che dovrebbe sopperire a ritardi decennali. Un giovane senza documenti di identità è stato travolto sulla linea ferrata Palermo-Trapani nel tratto compreso tra le stazioni di Campobello di Mazara e Castelvetrano. La vittima camminava sui binari quando è stato investito dal convoglio. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. 15 giorni fa vi avevamo raccontato di un'area di circa 8.000 metri quadrati lungo la Gela Butera, trasformata in discarica abusiva. L'intera zona è stata adesso sottoposta a sequestro preventivo. Gerry Italia. Dopo la segnalazione dell'associazione antiracket di Gela che denunciava la presenza di circa 8.000 metri quadrati di terreno trasformati in una discarica di inerti e rifiuti pericolosi, la procura locale ha comunicato l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP di Gela per l'area in questione. Le indagini degli inquirenti hanno confermato la presenza nel sito di una discarica operativa e perfettamente funzionante, occultata tra i tanti capannoni di aziende del territorio, a pochi chilometri dal centro abitato e a 2 passi dalla trafficatissima Gela Butera. Una discarica abusiva che avevamo documentato qualche settimana fa con le nostre telecamere, che nessuno si è nemmeno preoccupato di nascondere. All'interno dell'area diversi mezzi scaricherebbero in maniera continuativa rifiuti di ogni tipo come inerti, sfabbricidi, scarti cementizi e plastiche. I rifiuti insistono in una profondità media di 2 metri e sono pari ad oltre un centinaio di scarichi. Dalle immagini riprese dai carabinieri del NOE di Gela, lungo l'area si vedono centinaia di metri quadri ricoperti da rifiuti che sono considerati speciali e pericolosi e che dovrebbero essere smaltiti correttamente, di certo
certo non abbandonati all'aperto. Secondo gli inquirenti, le caratteristiche dei rifiuti interrati consentono di ipotizzare, oltre al reato di realizzazione di discarica abusiva, il deterioramento e la compromissione significativa di porzioni estese del suolo, tenuto conto della qualità e della natura del materiale oggetto della discarica. Un vero e proprio racket dei rifiuti segnalato più volte dall'associazione antiracket gelese, che continua a invitare tutti alla denuncia. 5 milioni di euro dalla Regione per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa. Previsti interventi nei quartieri a rischio di Catania, Messina, Palermo, Caltanissetta e Gela. Si rafforza la presenza di associazioni del terzo settore. Tonino De Mano. Che cos'è la marginalità sociale? È quella condizione che fa sentire le persone che vivono nelle periferie come Librino ai margini della società. 5 milioni di euro per contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica e l'esclusione sociale. Li ha messi sul piatto la Regione, che ha stanziato fondi per le zone a rischio di Catania, Palermo, Messina, Caltanissetta e Gela. Un intervento destinato anche a responsabilizzare le famiglie ed incentivare il ritorno tra i banchi in un quartiere, Librino, dove la dispersione scolastica fa registrare percentuali shock, addirittura 60-70%. È un dato molto preoccupante ed è per questo che si cerca di lavorare con i bambini e con le famiglie per far capire loro l'importanza e il valore dell'educazione e della frequenza scolastica. Noi invece cerchiamo di, al di là dei progetti, di dare continuità a ciò che facciamo, al servizio che offriamo, proprio per stare sempre accanto a questi bambini e a queste famiglie dentro il loro reale quotidiano. Una missione per chi lavora e crede ancora nell'inclusione sociale. Lì dove anche soltanto un bambino possa considerare una via alternativa al proprio futuro, io credo che noi siamo riusciti nella nostra missione. L'obiettivo dell'assessorato regionale alle politiche sociali è stimolare la collaborazione pubblico-privato, affidando la concreta realizzazione ad organizzazioni ed associazioni di volontariato e del terzo settore. Talitacum è un esempio di collante sul territorio, con progetti mirati per bambini e genitori in difficoltà, affinché il grigiore all'esterno possa trasformarsi in tanti colori e in tanti aquiloni, pronti a spiccare il volo verso una nuova vita. Facciamo una breve pausa, tra poco. Eccoci alla seconda parte di Sicilia 24. A Palermo, una città sempre più ostaggio dei rifiuti, ci pensano direttamente gli studenti di una nota scuola a pulire le piazze cittadine. Oggi li abbiamo incontrati. Marco Gullà. Un'emergenza senza titoli di coda. Palermo continua ad essere assediata dai rifiuti, periferie e non solo, l'immondizia sovrasta strade e marciapiedi. E in tutto questo si registrano nuovi incendi di rifiuti allo Zen. La spazzatura non viene raccolta da giorni nelle periferie e i residenti danno fuoco ai cumuli maleodoranti di spazzatura. E così, se alla RAP gli assenteisti non lavoravano e preferivano andare al bar o fare la spesa, ci pensano direttamente gli alunni di una scuola superiore a ripulire una delle piazze del capoluogo siciliano. Qui siamo a piazza Vittorio Bottego, a pochi passi dal Teatro Biondo, e questi giovani studenti della scuola Ferrara, armati di scopa e paletta, rimuovono i rifiuti dalla strada. È importante in questo momento, soprattutto nell'attualità, perché viviamo in un momento non solo di degrado a livello sociale, col pensiero e con l'idea, sempre col menefreismo che cresce sempre di più quando vediamo dei problemi. In questo caso è l'ambiente il quale è già detto e si sa già che non è infinito. I giovani primi si sbraccino per pulire l'ambiente in cui viviamo, per avere un'educazione che ci aiuti a crescere e che ci aiuti ad andare avanti in modo pulito, rispettando l'ambiente. Il centro storico di Palermo versa in condizioni non ottimali, rifiuti dovunque, e allora iniziative come questa assumono ancora più valore. Lo spirito di questa iniziativa, in collaborazione con la scuola Ferrara, gli studenti ruberanno mezz'ora della propria lezione per uscire in strada e trasmettere il bello e il pulito. On the road, come mi piace definirla, proprio sul campo. È chiaro che lo facciamo per sensibilizzare i ragazzi al bene comune, ma in sinergia con le istituzioni, perché le istituzioni ovviamente sono chiamate in causa e devono farsi parte attiva in questo processo. Una gara di solidarietà sulle note del compositore premio Oscar Nicola Piovani, una serata che ha unito cibo ed eccellenze siciliane per aiutare la ricerca sulla fibrosi cistica. Eva Spampinato.
Le più belle musiche del cinema italiano incontrano la solidarietà e lo fanno sul palco del Fundraising Dinner, che in 6 anni è diventato il più importante evento benefico di raccolta fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica in Italia. Una gara di solidarietà che quest'anno ha consegnato numeri da record sulle note del compositore premio Oscar Nicola Piovani. La musica, secondo me, è uno dei motivi per vivere, è un incentivo a sopravvivere. Poi se in casi come questo può servire a raccogliere contributi pratici, sono ancora più contento. Il Cuore dei Catanesi ha consentito di raccogliere 104.800 euro. La ricerca è importantissima per scoprire nuovi farmaci e donare qualità di vita a chi è affetto dalla malattia genetica più diffusa in Europa, che ancora non ha una cura risolutiva. C'è oggi un farmaco che è uscito 2 anni fa negli Stati Uniti, che oggi sta dando grandi risultati in Europa per il 70% dei ragazzi affetti da fibrosi cistica. Manca ancora quel 30% e noi stiamo lavorando affinché praticamente questo 30% possa un giorno risolvere il problema. La serata evento, organizzata dall'imprenditore catanese Claudio Miceli, ha il supporto di centinaia di sponsor e di un testimonial d'eccezione, il famoso imprenditore Matteo Marzotto, che ieri sera si è collegato in diretta durante l'evento in una nota location di Giarre. 40 chef, 20 pasticceri e più di 30 cantine e 20 sommelier dell'ICE. Questa sera serviremo 15.000 porzioni. La vita è bella, suona Piovani, e grazie alle scoperte dei ricercatori e ai fondi della solidarietà potrà diventarlo, forse un po' di più, anche per chi soffre di fibrosi cistica e per le loro famiglie. Breve pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio. Il pareggio contro il Latina di domenica scorsa sta stretto al Catania, che adesso è pronto a tuffarsi nella trasferta di domenica prossima contro la Juve Stabia, capolista del torneo. Intanto si ragiona sul momento. Lo ha fatto anche l'attaccante di Carmine, ospite della trasmissione Corner, Francesco Triolo. Il dato che non ti aspettavi, perché il Catania sull'effetto Massimino ci contava, e come 13.985 abbonati sono numeri da categorie superiori, avrebbero dovuto rappresentare la spinta di entusiasmo in più per la squadra di Tabbiani. Invece a Piazza Spedini sono arrivate 2 sconfitte con Crotone e Foggia e il pareggio contro il Latino, che non lascia certo il sorriso. I laziali hanno imbrigliato la manovra rossazzurra, facendo emergere quelle difficoltà nella costruzione del gioco che si hanno quando l'avversario non concede spazi e occorre velocizzare l'azione per far arrivare più palloni giocabili possibili agli attaccanti. Aspetti, anche quello del gioco, che ieri sera sono stati approfonditi nel corso della trasmissione Corner, dove ospite era Samuel Di Carmine. Noi vorremmo sempre vincere, tutto in casa con 18.000-20.000 tifosi, e poi è uno spettacolo giocare con un pubblico così, insomma. Però se te pensi col Crotone è stata una partita un po' così, col Foggia uguale, tolta questa che sta una partitaccia, ma le 3 che abbiamo raccolto poi i punti devono fare qualcosa in più. Quindi in questo momento qua io non mi piace parlare di sfortuna, di fortuna così, perché poi nel calcio esista un poco. Però gli episodi in questi momenti ti girano anche un po', diciamo, a sfavore. Il Catania adesso è atteso alla prova della capolista. La trasferta di Castellammare di Stabia dovrà dare risposte, oltre che sotto il profilo dei risultati, anche dal punto di vista dell'interpretazione della gara da parte dei rossazzurri. Di fronte ci sarà una squadra che gioca ma che subisce poco, una rete soltanto in questo avvio di stagione. Conta più la testa come affronteremo la partita, che sicuramente troverà una squadra difficile da affrontare. Io farò il massimo, ho sempre detto, per fare esultare i tifosi, e poi anche quello che mi porta gioia a me, insomma. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata.